Ferdinando Superbi, sono nel consiglio di AIF Liguria. AIF è un'associazione dei formatori italiani, l'associazione italiana dei formatori, che è comunque uno strumento di aggregazione, è uno strumento di confronto per tutti quelli che lavorano nell'ambito della formazione. Teniamo presente che dal 2014, con le nuove normative, il ruolo del formatore è diventato un ruolo professionale come molti altri, e quindi si devono per forza di cose sviluppare delle conoscenze e delle caratteristiche peculiari sia per chi fa formazione e sia per chi progetta la formazione, e sia perché comunque ha a che fare con le persone che si relazionano nell'ambito del mondo della conoscenza. Questo 30° convegno che si tiene qui a Roma è un convegno che per certi aspetti ci pone delle domande su quello che sarà il nostro futuro, il nostro modo di approcciarsi al mondo quello che noi potremmo dire utenza, ma al mondo delle persone con cui ci si relaziona quotidianamente. Si sta passando dal concetto di formatore come colui che porta delle conoscenze ad altri, ad un mondo in cui il formatore dovrebbe essere più un facilitatore di processi di informazione e di relazione con le altre persone. Quindi direi che questo congresso in questo momento storico è molto azzeccato nei contenuti e soprattutto del format, anche per le persone che hanno partecipato. Io invito tutti quanti coloro che si occupano di formazione a incontrare sul territorio AIF, perché credo che sia uno strumento appunto di conoscenza, di relazione e di un modo di stare insieme per approfondire in maniera più professionale il ruolo del formatore educatore.